Ciao a tutti e ben ritrovati, sono sempre in compagnia di Mario Romani. Ciao. Ciao Mario. Allora Mario, ieri abbiamo cominciato un po' a conoscerti, a prendere confidenza con questa tecnica artistica, ma non solo, come abbiamo detto, che è l'aerografia, che, correggimi se sbaglio, abbraccia anche dinamiche e linguaggi pubblicitari, perché anche tu stesso, che hai, se non ricordo male, fondato un'agenzia pubblicitaria a Ravenna, per cui è molto usata anche nel settore pubblicitario, oltre ad essere utilizzata in settori come la moda, la cucina, e poi vedremo, quindi veramente abbraccia settori commerciali più disparati, ma anche la pubblicità. Sì. E su questo mi vorrei soffermare. A proposito di contenuti, parliamo di contenuti dei disegni, delle illustrazioni. L'aerografia, ne abbiamo parlato, richiede delle tecniche ben precise, che poi scopriremo nel corso della settimana, ma non solo, richiede anche una cura contenutistica, soprattutto quando concepita per un messaggio pubblicitario. Ecco, quando ti sei trovato a realizzare dei disegni a scopo pubblicitario, a cosa ti sei attenuto? A che codici linguistici ti sei attenuto? Cosa hai messo all'interno delle tue illustrazioni? Ti venivano dettati delle linee guida o facevi tu come ti sentivi? Cioè mettevi in evidenza ciò che ti sentivi tu? Ma lavorare in pubblicità con l'aerografo, diciamo, lo si può fare lavorando però all'interno di un pool di persone, quindi non sei da solo, c'hai un copywriter, c'hai un direttore, magari un art director, e poi c'hai il cliente e l'account che magari ti porta gli input da sviluppare, quindi si lavora in squadra e di conseguenza un'illustrazione pubblicitaria parte da una progettazione che è prima legata ad un'idea che poi viene sviluppata a livello di testo e attraverso quello viene poi anche sviluppata a livello di immagine, quindi tu realizzi un layout sulla base di un testo, di un headline che va seguita e poi si fa, diciamo, una bozza da sottoporre al cliente. Ovviamente ognuno ci mette del suo, quindi molto spesso, essendo un lavoro, l'illustratore, anche se non è totalmente d'accordo con le idee che ti vengono sottoposte, realizza quello che gli viene chiesto, quindi è ovvio che ci mette... Hai dei limiti ben precisi? Sì, dei limiti, perché lo fai per lavoro, certo. Per cui magari il cliente ti chiede una cosa che concettualmente è sbagliata o comunque non è il massimo, però assieme al director o al copywriter si cerca di aggiustare il tiro e gli si propone quello che vuole, quindi lì ovvio è anche compito dell'agenzia che lavora in questo campo dare, diciamo, una guida al cliente per rendergli il servizio nel miglior modo possibile. Certo. Però lì sei un po' vincolato, per cui difficilmente un'immagine è totalmente frutto del tuo ingegno, della tua idea, ma è il risultato di tante cose e lì devi saper fare un po' di tutto. Certo, certo. Per quanto riguarda invece, quando invece le opere, diciamo i disegni non ti vengono commissionati, la mia curiosità era sapere, continui comunque a produrre da te per passione o ti dedichi a questo solo come lavoro, nel senso solo quando ti viene commissionato un lavoro? Il tempo è tiranno, quindi si cerca sempre di ricavarci un po' di tempo per se stessi, perché il piacere di mettersi a disegnare senza che ci sia il cliente che aspetta il lavoro, oppure la mostra per la quale devi finire in tempo e devi esporre, ti siano col fiato sul collo. Disegnare per se stessi è un po' come poter godere del proprio tempo libero per fare le cose che hai in mente, per cercare anche nuove tecniche per aerografare con nuovi prodotti,
e per vedere anche di realizzare le idee che si hanno in testa. Cosa che non puoi fare quando un lavoro ti viene commissionato, perché ovviamente non puoi permetterti di sbagliare in senso buono, perché comunque dall'errore nasce la scoperta di altre tecniche. E in questo caso, nel caso in cui tu ti dedichi liberamente per amor tuo, per amor dell'arte, della tua pratica, da cosa trai ispirazione quando un soggetto non ti è imposto? Ma da tutto, perché l'ispirazione è un po' come per uno scrittore fare un viaggio, raccogliere, non so, le chiacchiere con il benzinaio o con la segretaria, non so, dell'albergo dove hai soggiornato, e da lì ti nasce un'idea perché hai visto qualche cosa. Io girando, fotografo, quando sono anche in giro per lavoro, immagazzino idee, immagini, fotografo, per poi, quando ho tempo, sperando di averne, provare a fare delle cose. Dargli forma, ovviamente. Sì, esattamente, dare forma, e devo dire che poi queste idee a volte le concludo, altre volte restano lì, e nel mio studio ho decine di lavori iniziati che però hanno ancora bisogno di gestazione, quindi sono lì, sono i miei, non li ha visti praticamente nessuno, e ogni tanto io, quando riesco a chiudermi lì, vado avanti. È una cosa un pochettino, diciamo, complicata il fatto di trovare il tempo. Certo. Tutto lì. Torniamo ai tuoi successi. Allora, io leggo che tu hai realizzato marchi per Pastagnesi, Gazzetta dello Sport, Mediaset. Nel 1999, nel 2000 esce in edicola il libro del calcio italiano, sì, con all'interno 150 illustrazioni e caricature di diciamo calciatori. Nel 2002 vinci un bando della provincia di Forlì per realizzare il logo della Festa delle Donne, quindi altro successo, altra esperienza da aggiungere ad un curriculum vastissimo. Arriviamo poi nel 2004. Nel 2004 Mario Romani realizza un'illustrazione che potete vedere alle nostre spalle, ovvero realizza un ritratto di Madonna. Allora, cosa accade? Allora, innanzitutto ti correggo, ma semplicemente perché non ne abbiamo parlato prima. L'immagine faceva parte di quella ricerca di cui parlavamo prima, nel senso che tanti anni prima io avevo trovato una bellissima foto di Madonna pubblicata in un bellissimo servizio su una rivista che usciva, che tuttora esistente, che è fotografica, che è Foto, e che ogni tanto diciamo, proponeva dei servizi fotografici di grandi artisti. In questo caso il servizio era di Herb Ritts, un fotografo americano, che aveva fotografato Madonna quando era ancora all'inizio. Mi piacque questa immagine, ma da questa immagine io mi immaginai, proprio per la posizione della testa, di poterla rielaborare nel modo come si vede nell'immagine, rappresentandola come se avesse una carne marmorea e rappresentandola diciamo come se prendesse vita con questa colatura di colore che arriva dall'alto. Questa immagine me l'ero fatta per conto mio, era a casa mia, attaccata in sala, e l'avevo pubblicata sul mio profilo della mia pagina del mio sito, che è aerografo.com, con il quale poi io propongo i miei corsi. Venni contattato da una casa editrice, ecco che viene fuori il 2004, perché venni contattato da una casa editrice inglese che mi chiese i diritti, quindi mi sottopose un contratto per poter realizzare un libro sulla storia di Madonna illustrata da artisti di tutto il mondo, perché loro avevano scandagliato il web e avevano cercato artisti un po' da tutto il mondo che attraverso immagini raccontassero la storia di Madonna, e avevano trovato anche la mia, gli era piaciuta e mi avevano chiesto appunto di fare questo. Ma tu scettico non credevi? No,
no, perché fu una cosa molto divertente, perché mi telefonarono e io mi sentii parlare in inglese al telefono e temevo che fosse uno scherzo di mio fratello che lavora all'estero ed è uno col quale ci scherziamo sempre, ci prendiamo in giro, ci facciamo scherzi di tutti i tipi. Pensavo che fosse lui e quindi tagliai un po' corto, parlando un pochettino in inglese che non è il mio forte, però dissi guardi, questa cosa qui è inutile che ne parliamo per telefono, ho da fare, scrivetemi una mail. E invece dopo 30 secondi mi arriva la mail da questa casa editrice e a quel punto ho capito che era una cosa vera. Inizialmente mi hanno mandato una bozza di contratto, io ero scettico perché pensavo da buon italiano nel lato peggiore, diciamo, e dopo a volte ci se ne vergogna di essere così, pensavo qui Gattacicova adesso salta fuori la fregatura, no? Come noi siamo soliti pensare, invece questi qua molto seriamente mi sottoposero un contratto che ho fatto visionare al mio legale e hanno acquisito i diritti dell'immagine e quindi gli ho spedito il quadro e dopo qualche tempo mi hanno ulteriormente detto che ci avrebbero fatto anche la copertina. La cosa è stata straordinariamente più fortunata, perché se fosse stato l'immagine all'interno sarebbe stato sicuramente bello, ma non come essere stato prescelto come l'artista che rappresentava Madonna per tutto il libro. E lì è cambiato un po' tutto perché con il web, con la diffusione virale di quella che è quelli che sono i fan di Madonna, qualsiasi personaggio in tutto il mondo che cercava a quell'epoca il nome di Madonna, diciamo, trovava sui motori di ricerca anche Mario Romani che aveva fatto l'immagine di Madonna per questo libro. Cosa aveva centrato di nuovo contenutisticamente Mario Romani? In realtà anche questa è stata una scelta fortunata, però quando io avevo visto questa immagine che poi mi aveva ispirato, in realtà avevo pensato di rappresentare Madonna come un artista che cambia pelle continuamente, perché già a quell'epoca, stiamo parlando quindi qualche tempo prima, ma intorno ai primi anni del 2000, Madonna aveva già cambiato tantissimi generi, certo, ed era rimasta sempre sulla breccia, tuttora lo è. E di conseguenza me la ero immaginata come un personaggio che riesce ad adeguarsi ai tempi, ad offrire sempre un ottimo standard qualitativo del proprio repertorio musicale, assolutamente cambiando piano piano sempre la propria immagine, il proprio modo di essere. La propria pelle. La propria pelle. E quindi l'avevo immaginata così e l'avevo disegnata con questo effetto che in realtà l'aerografo ti permette di fare, quindi di rappresentarla come se fosse marmorizzata e come se questo colore le desse vita alla bocca e alla pelle. Questa è stata poi diciamo, lead line anche della casa editrice, e quindi ha detto non c'è immagine migliore di questa per rappresentare quello che vogliamo fare. E lì è venuto fuori questo libro che tra l'altro è uscito in tutto il mondo ed è stata una soddisfazione libidinosa. Immagino, posso immaginare. Consentimi il termine, quando sono stato a New York, nella Quinta Strada, Rizzoli, entri a Rizzoli, da Rizzoli, il bookstore di New York, e vedi il tuo libro, certo, e i brividini, insomma, ti vengono, la gente ti incrocia, ti viene quasi voglia di dire guarda, quello l'ho fatto io, perché comunque resto, al di là di tutto, resto uno a cui piace fare il proprio lavoro, ma non sono uno che poi, come si dice, se la tira molto, per cui mi emozionavo semplicemente per il fatto di aver visto il libro esposto lì. La casa editrice era la Pop Art Books. Sì. Tu, a proposito di pop art, realizzi anche un ritratto di Marilyn. Sì. Storicamente mi viene da pensare, anche in funzione del fatto che comunque la pop art si avvale di tecniche, dei linguaggi pubblicitari, mi viene da, in funzione del fatto che tu abbia realizzato un ritratto di Madonna e un altro di Marilyn, che è diciamo l'emblema, no, grazie a Warhol, certo, dell'arte pop, mi viene da associare, mi viene da pensare che tu forse un po'
potresti essere associato a questa linea di arte pop avvalendosi di tecniche pubblicitarie, di comunicazione. Sì, ma anche perché hai parlato di Andy Warhol e poi gli iperrealisti americani degli anni 70 degli anni 80 hanno usato l'aerografo. C'è stato un movimento veramente molto importante che ha cambiato finalmente anche le cose anche qua in Italia, perché poi dietro alla produzione diciamo artistica classica hanno cominciato ad aprirsi prima negli Stati Uniti e poi piano piano anche da noi diciamo gallerie solo di questo tipo di e qui ti arte. fermo subito perché vorrei ritornare a parlare di questo discorso. Ho finito il tempo, quindi è per questo che ti devo bloccare, ma mi farebbe piacere ritornarci domani. Quindi mi raccomando, seguiteci domani sempre con Mario Romani, sempre a Di Arte. Ciao a tutti. Ciao a tutti.